vaiolo delle scimmie è stato identificato in un uomo di 33 anni di Gorizia in isolamento, così come alcuni suoi contatti stretti, già inviate procedure per diagnosi e prevenzione ad ospedali e dipartimenti di prevenzione. Varato il vademecum con le indicazioni per i centri estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, niente più bolle, misurazione della temperatura, ma resta l'incognita sull'uso della mascherina. Regione in pressing su Roma. Il difensore di Vincenzo Paglialonga ha chiesto una perizia sulla capacità di intendere e volere dell'indiziato dell'omicidio di Lauretta Toffoli. Sulla sua carcerazione il Tribunale del riesame si esprimerà a giorni. Un dente da latte perso da un bambino preistorico 13.000 anni fa sull'altopiano di Pradis ha permesso ad alcuni studiosi di stabilire come gli uomini si spostassero in quelle zone per cacciare le marmotte. Il presidente dell'Ascoli ha ammesso la partenza di Sottil, con l'Udinese bisogna trovare l'accordo sulle contropartite, si è fatto il nome di Battistella, ma i marchigiani puntano a Gonzales o Neftorowski. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Virus del vaiolo delle scimmie. È stato identificato il primo caso in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un uomo di 33 anni di Gorizia che, una volta testata la sua positività, è stato subito posto in isolamento. Inviate intanto alle aziende sanitarie le procedure per la diagnosi e la prevenzione del contagio. Primo caso di vaiolo delle scimmie identificato in un uomo in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un 33enne di Gorizia, le sue condizioni di salute sono buone. L'uomo è stato subito posto in isolamento sanitario, mentre le persone che hanno avuto contatti diretti con lui sono sotto sorveglianza. Non credo che sia il caso di drammatizzare alcunché, tutte le strutture sono allertate e quindi a noi è sembrato giusto dare questa informazione. Ripeto, il Servizio Sanitario Regionale è attenzionato su questo tema ed è allertato ad affrontare qualsiasi altra situazione come in questo caso abbiamo riscontrato questo tipo di infezione. Intanto al Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie e reparti di malattie infettive del territorio sono state già inviate le procedure per la diagnosi e la prevenzione del contagio. Il virus, è bene ricordarlo, si trasmette mediante contatto stretto per vene alatoria o contatto con i fluidi biologici o con le lesioni delle persone sintomatiche. Covid in Friuli Venezia Giulia, si registrano 387 nuovi casi, il decesso di una persona di Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 95. La Regione ha varato il vademecum con le indicazioni operative per i centri estivi rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Niente più bolle e misurazione della temperatura, ma resta l'incognita sull'uso della mascherina. È stato pubblicato sul sito della Regione l'aggiornamento delle istruzioni per enti pubblici e privati che gestiranno sul territorio, in concomitanza con la fine dell'anno scolastico, i centri estivi. Sulla base di queste indicazioni, fatte salve nuove disposizioni del Governo, saranno organizzate le attività così da ridurre il rischio di contagio da Covid. Le principali novità introdotte riguardano il superamento del cosiddetto gruppo bolla. Sono quindi riattivati i momenti di relazione, presenza tra bambini e ragazzi di gruppi diversi durante tutto l'arco della giornata. Non saranno più necessarie rilevazione e registrazione della temperatura corporea, così come non servirà più organizzare entrate, percorsi, orari differenziate per l'accoglienza dei minori. La somministrazione e il consumo del pasto potrà avvenire senza ricorrere necessariamente all'impiego di stoviglie monouso. Sarà possibile effettuare uscite nel rispetto delle misure previste per il contenimento dei contagi. Come si diceva, però resta l'incognita sull'utilizzo della mascherina. Al momento non è dato sapere se sarà obbligatoria o meno. La Regione è in attesa di indicazioni nazionali puntuali che ha già provveduto a sollecitare a Roma. Rimane confermata invece la necessità di individuare all'interno di ogni centro estivo la figura del referente Covid. Al personale dei servizi che siano contatti stretti di un caso Covid-19 si applica il regime di autosorveglianza. In presenza di almeno 4 casi di positività tra i minori e gli educatori, l'attività prosegue in presenza e gli educatori, nonché gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età, dovranno utilizzare mascherina FFP2 per 10 giorni consecutivi. Una perizia per stabilire la capacità di intendere e volere di Vincenzo Paglialonga. L'ha chiesta il difensore dell'uomo indiziato per l'omicidio di Via della Valle. Sulla sua carcerazione cautelare il Tribunale del riesame si esprimerà nei prossimi giorni.
Una perizia medica per valutare la capacità di intendere e volere di Vincenzo Paglialonga, indiziato per l'omicidio di Lauretta Toffoli. È quanto ha chiesto oggi il difensore dell'uomo, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, durante l'udienza davanti al GUP Carlotta Silva. La richiesta è stata avanzata in relazione non al delitto di Via della Valle, accaduto 24 giorni fa, ma all'accusa di rapina impropria nei confronti di un'altra vicina di casa. Ho chiesto, spiega il legale, un'integrazione probatoria in relazione alla patologia che ha colpito il mio assistito. Si tratta di una grave malattia invalidante che può lasciare nel corpo una tossina capace di influire sulla lucidità della persona. Il GUP, continua Bertoli, ha rigettato la domanda, ma è probabile che analoga richiesta sia riproposta nel procedimento per omicidio in caso emergano elementi decisivi contro Paglialonga, conclude. L'episodio contestato al 41enne risale alla fine del 2021 e riguarda la rapina di un cellulare utilizzando una scacciacani. Proprio per quell'accusa l'uomo era stato arrestato alla vigilia di Natale e mandato ai domiciliari dal GIP Matteo Carlisi. Paglialonga era poi evaso ed era stato incarcerato a Pordenone. Per le sue condizioni di salute, la stessa Carlotta Silva aveva disposto nuovamente i domiciliari. Paglialonga era tornato a casa proprio il giorno prima del delitto. Questo caso sarà discusso davanti al GUP con il rito abbreviato l'11 ottobre. Oggi, infine, il Tribunale dei Riesami di Trieste ha esaminato la richiesta di Bertoli di trasferire l'uomo dal carcere di Udine, dove si trova in custodia cautelare, in una struttura sanitaria. I giudici si sono riservati la decisione, che dovrebbe essere presa nei prossimi giorni. Un uomo di 53 anni e una donna di 51, marito e moglie, entrambi residenti a Ronchi dei Legionari, sono stati condannati dal Tribunale di Udine per bancarotta. I due, amministratore e titolare di un ristorante e pizzeria di Aquileia fallito nel 2018, sono stati inflitti rispettivamente 2 anni e 6 mesi e 2 anni di reclusione. La pena della donna è stata sospesa. La coppia era accusata di aver distratto dall'azienda oltre 460.000 euro e beni strumentali del valore di 5.000 euro. Inoltre avevano trasferito dipendenti, beni, contratto d'affitto e merce della pizzeria, un'altra società costituita contestualmente al fallimento e subentrata nell'attività di ristorazione. È stata infine assolta la figlia di 30 anni accusata degli stessi reati. Presunta frode fiscale nel settore immobiliare con false fatture inerenti alla ristrutturazione e successiva rivendita di case al mare. La Guardia di Finanza di Trieste ha arrestato un imprenditore che vive nel capoluogo giuliano. È accusato di aver architettato una presunta frode fiscale nel settore immobiliare. La Guardia di Finanza di Trieste ha arrestato un imprenditore triestino, già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da precedenti per truffa. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono anche stati sequestrati 1,5 milioni di euro a 2 società coinvolte. I loro legali rappresentanti risulterebbero essere i beneficiari della frode fiscale da loro stessi ideata e concretizzata tra il 2017 e il 2020. Le indagini sono partite da una denuncia per truffa connessa alla vendita di un autoveicolo tra privati. I finanzieri sono successivamente riusciti a ricostruire gli articolati passaggi di una presunta frode fiscale nel settore immobiliare, realizzata attraverso una triangolazione di false fatturazioni inerenti alla ristrutturazione e successiva rivendita a privati di appartamenti vista mare ubicati in un lussuoso complesso residenziale di Jesolo. I provvedimenti cautelari personali e reali sono stati adottati dal GIP Massimo Tomassini su richiesta del sostituto procuratore Lucia Baldovin. Andiamo a Udine, dove è stata ridipinta la segnaletica orizzontale di via Aquileia, che insieme a via Gemona rimarrà uno dei punti cardine per il passaggio degli autobus cittadini. Gli autobus riprenderanno a passare per via Aquileia e via Gemona. Le due strade sono la prima certezza per quanto riguarda il nuovo piano di circolazione dei mezzi pubblici a Udine. L'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di creare una circolare in senso orario che, partendo dalla stazione, si diriga verso il Chiavris per poi ridiscendere passando per via Aquileia, dove oggi è stata ridipinta la segnaletica orizzontale. In via Aquileia viene semplicemente rifatta la segnaletica orizzontale che si era sbiadita. Nel contempo abbiamo ridefinito alcuni stalli per disabili che ovviamente sono stati aumentati, abbiamo completato i lavori di Piazzetta del Pozzo, viene ridisegnato ovviamente lo stallo dell'autobus perché abbiamo sempre detto che su via Aquileia, su via Gemona faremo passare la navetta, la circolare dell'autobus. L'amministrazione comunale punta sull'utilizzo di autobus elettrici della capienza di 30 persone. Che sono in ordinazione, dovrebbero arrivare per fine anno e che quindi adesso avremo il percorso definitivo. Dobbiamo fare in modo che le persone anziane o le persone che non usano l'autobus possano recarsi in centro storico, in area pedonale attraverso il bus.
Rimaniamo a Udine, dove è stata prorogata fino al 30 giugno del 2023 la sosta gratuito nei parcheggi a raso per le auto non inquinanti. A Udine i veicoli elettrici, ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60 grammi per chilometro e a metano potranno continuare a usare gratuitamente i parcheggi a raso fino al 30 giugno del 2023. Lo ha deciso la Giunta Comunale, ritenendo che la gratuità della sosta a raso sia anche un modo per ripagare chi, scegliendo un veicolo poco inquinante, contribuisce di fatto al miglioramento della qualità della vita di tutti. È un modo per stare vicino all'ambiente e anche per agevolare l'acquisto di queste autovetture che non inquinano. Avete in previsione anche l'installazione di nuove centraline per la ricarica? Ne sono già state installate alcune di queste centraline per ricaricare le macchine elettriche e altre arriveranno. C'è un progetto importante per fare una ad altissimo potenziale dove si può ricaricare la macchina in 20 minuti, ma questo verrà realizzata nella zona dello stadio Friuli. Sarà opera realizzata dall'Enel, perché ci sono infrastrutture abbastanza importanti da portare per raggiungere questo obiettivo. Pentecoste 2 giugno, previsto traffico intenso a nord-est ai transiti dei turisti provenienti da oltreconfine si aggiungeranno quelli dei pendolari del mare, ovvero cittadini delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia che raggiungeranno le località balneari. Secondo le previsioni, già dal pomeriggio di mercoledì 1 giugno il traffico sarà molto intenso sull'autostrada 4 in direzione Venezia e i flussi saranno elevati anche nella mattinata di giovedì 2 giugno, giorno in cui i mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 7 alle ore 22. Nella giornata di venerdì 3 giugno è previsto il rientro a casa degli autotrasportatori dei paesi dell'est, dunque il traffico sarà nuovamente sopra la media, in particolare nella direttrice Venezia-Trieste. La giornata più critica sarà sabato 4 giugno, quando affluirà sulla rete autostradale di Autovie Venete gran parte dei turisti dall'Austria e dei pendolari del mare. I flussi saranno notevoli per tutto l'arco della giornata, in particolare su tutta la A4, con previsioni di code all'uscita dei caselli balneari di Latisana, San Stino di Livenza e San Donà. Per domenica 5 giugno, atteso il gran rientro dei vacanzieri, sono previste code in entrata ai caselli dei litorali veneti e friulani e lungo tutta la direttrice della 4 in entrambe le direzioni. Dopo la firma la scorsa settimana di un documento di appoggio alle richieste dei pescatori marittimi contro il caro gasolio che sta mettendo in ginocchio le imprese, oggi il distretto di pesca del nord Adriatico, di cui fanno parte, oltre alla regione Friuli Venezia Giulia, anche Veneto e Emilia Romagna, ha inviato una lettera al Ministero delle Politiche Agricole e al sottosegretario per il comparto pesca chiedendo di accogliere con urgenza le richieste dei pescatori per scongiurare una drammatica crisi del settore. Oggi le imprese della pesca marittima stanno lavorando all'interno di uno scenario diventato ormai insostenibile, rileva l'assessorato alla pesca della Regione Veneto. Per il collega del Friuli Venezia Giulia la sopravvivenza del comparto passa attraverso una pronta risposta che consenta alle imprese di superare la contingenza. In prospettiva però diventa ineludibile una profonda valutazione sull'intero sistema normativo che vede oggi un gravame insostenibile nei confronti delle imprese, portandole di fatto a non poter più svolgere la propria attività in favore di politiche che non traguardano a un reale equilibrio sostenibile. Mettere in evidenza il punto di vista delle aziende sulle aspettative per il prossimo futuro tra nuove sfide e processi di digitalizzazione per realtà imprenditoriali sempre più all'avanguardia. Scommessa che vede protagonista anche l'Università di Udine con l'iniziativa Azienda in Cattedra. Imprenditori del Friuli Venezia Giulia confronto sul tema transizione verde digitale per una manifattura sostenibile. Una tavola rotonda, quella che si è tenuta oggi pomeriggio all'Università di Udine, che ha permesso di mettere in evidenza il punto di vista delle aziende sulle aspettative per il prossimo futuro e le sfide che le attendono anche alla luce delle suggestioni Green and Tech del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel nostro continuo e approfondito dialogo con le imprese, particolarmente del territorio, si sono create anche le condizioni per poter elaborare una proposta nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In che modo? Partecipando alla costituzione di un ecosistema dell'innovazione. Questo del nord-est, che prende praticamente Veneto, Friuli, provincia di Trento e Bolzano, e per quanto riguarda l'Università di Udine ha avuto il compito proprio di occuparsi della tematica oggetto della tavola rotonda. Quindi diventa ancor di più un momento importante di confronto su questi temi che per forza di cose coinvolgono sia la formazione che la ricerca, ma soprattutto l'innovazione nelle imprese. Transizione verde digitale per una manifattura sostenibile. Oggi all'Università di Udine rappresentanti di diverse aziende si sono confrontati su un tema tanto attuale quanto fondamentale per il futuro imprenditoriale.
Una tavola rotonda importante, transizione verde e digitale per una manifattura sostenibile. Ecco, a che cosa guardate e soprattutto secondo voi qual è il vero significato oggi? Oggi Electrus, grazie al suo Purpose Shape Living for the Better, ha un'agenda che per il 2030 prevede la climate neutrality dell'intero operations Electrus, e quindi in questo senso ogni occasione per conoscere altre esperienze, per condividere percorsi, rappresentano un'occasione da non farci sfuggire. Ognuno ha il suo percorso, ma l'ambito nel quale ricercare attività che rendono più sostenibili le nostre aziende sono dalla A alla Z in qualsiasi ambito ambientale. La possibilità di produrre in maniera decarbonizzata è fondamentale per l'acciaio e lo è per i nostri clienti e come gruppo anche per la produzione del nostro gruppo. Per noi è fondamentale l'approccio digitale, perché noi lo vediamo come il quarto pilastro della trasformazione verde, oltre a quello economico, sociale ed ambientale. Noi siamo un'azienda di servizi IT e ci poniamo verso le aziende come abilitatori appunto in questo percorso di digitalizzazione e di trasformazione digitale. Friuli Venezia Giulia è stato penalizzato per quanto riguarda l'assegnazione di contributi a livello europeo. Quanto male fa a vedere esclusa proprio dal novero di chi potrebbe avere questi finanziamenti? Siamo rimasti abbastanza stupiti di questa esclusione, cercheremo di capire quali sono i motivi. Abbiamo visto la mappa dell'Italia e abbiamo visto dove sono concentrati gli European Digital Innovation Hub. Non ci sconfortiamo, però chiaramente non è una bella notizia per tutto il nord-est e anche il nord manifatturiero. Parere negativo della Commissione italiana di valutazione di impatto ambientale sull'estensione del ciclo di vita della centrale nucleare di Krško. L'impianto, nato sotto la Jugoslavia, aveva una durata operativa prevista di 40 anni, tuttavia già nel 2015 era stato richiesto il prolungamento di altri 20 anni. L'Italia dice no a Krško. La Commissione ha dato parere negativo nell'ambito della via trasfrontaliera per l'estensione del ciclo di vita dell'impianto dal 2023 al 2043, ha annunciato l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Tra i vari motivi di carenza anche le richieste di integrazione avanzate dalla regione Friuli Venezia Giulia. Singolare e prestigiosa menzione per un'azienda friulana all'interno di un episodio di una nuova serie TV Netflix. Nel legal drama Avvocato di difesa, da poco sbarcato sulla piattaforma americana, viene infatti citata la Gervasoni di Pavia di Udine, una storica azienda familiare della provincia di Udine specializzata nell'arredo indoor e outdoor di lusso. La menzione avviene durante l'episodio 8 della prima serie. Nella scena si vede un cliente entrare all'interno di uno showroom e sdraiarsi su un divano in esposizione. A quel punto l'uomo viene ripreso da un commesso che, avvicinandosi al cliente, lo redarguisce dicendo: signore, quello è un Gervasoni, facendo intendere la maleducazione tenuta nei confronti di uno dei pezzi più pregiati esposti all'interno del negozio. Insomma, un elogio di un prodotto made in Italy e made in Friuli, un segno di prestigio e riconoscimento che arriva proprio nell'anno in cui la storica azienda friulana festeggia 140 anni di attività. Si è svolto a Palazzo Belgrado a Udine l'incontro organizzato dalla CGIL sul ruolo dei comuni nell'assetto istituzionale e regionale. Negli ultimi 8 anni i comuni del Friuli Venezia Giulia hanno perso il 25% dei loro dipendenti e fanno fatica a portare avanti i loro compiti amministrativi. L'allarme arriva da CGIL Udine, che chiede alla Regione di riformare l'assetto istituzionale restituendo centralità al ruolo dei municipi. Pur essendo una regione a statuto speciale, per cui ha facoltà di creare gli assetti istituzionali che vuole, diciamo, e in realtà è l'unica regione senza province di fatto. Questa giunta ha deciso di ritornare, tra virgolette, alle province, ma addirittura depotenziate rispetto a quelle che erano prima. Ecco, vanno trovato subito un assetto istituzionale degno di una regione, tra l'altro, ripeto, a statuto speciale. Dovrebbe essere rivisto l'intero impianto istituzionale, riequilibrando la situazione attuale, che vede una regione con 4.500 dipendenti, cioè cresciuti del 40% rispetto a 10 anni fa, e i comuni calati di molto. Il fatto che i comuni siano calati di molto pregiudica la possibilità di offrire servizi pubblici diffusi sul territorio, e questo in un momento di crisi come quello degli ultimi 10 anni è tremendo, perché incide già su un reddito depresso delle famiglie e delle imprese.
La dematerializzazione completa della tessera carburanti è uno dei progetti futuri di INSIEL, quanto emerso oggi in occasione dell'assemblea ordinaria della partecipata regionale per i servizi informatici, che ha approvato il bilancio di esercizio 2021 e ha nominato quale amministratore unico l'attuale presidente del Consiglio di amministrazione Diego Antonini. Per gli assessori regionali alle finanze Barbara Zilli e ai servizi informativi Sebastiano Callari si tratta di un cambio di passo nella gestione della società in-house, che riconosce il lavoro svolto negli ultimi 3 anni dalla CDA. Per Zilli il cambiamento è stato dettato dalla necessità di bilanciare le norme nazionali che hanno imposto il taglio ai compensi degli amministratori, con la volontà di garantire un compenso adeguato allo svolgimento efficace dell'attività gestionale, optando quindi per un amministratore unico. Quanto ai dati di esercizio, l'utile ammonta a 4,9 milioni di euro, di cui 248.000 saranno accantonati a riserva legale, mentre il restante importo di 4,7 milioni sarà distribuito al socio unico, ovvero alla Regione. Tra i progetti futuri, l'amministratore unico Antonini ha indicato come prioritari la prosecuzione nel miglioramento delle procedure di organizzazione interna, il rifacimento del sistema dei carburanti agevolati con la completa dematerializzazione della tessera carburanti e l'evoluzione della data center di Palmanova. Fino al 31 luglio i pubblici esercizi di Udine usufruiranno gratuitamente del suolo pubblico. Fino al 31 luglio sarà gratuito, avete prorogato la gratuità, l'utilizzo del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi. Oggi in giunta abbiamo prorogato di un altro mese la gratuità totale, quindi fino al 31 di luglio coloro che utilizzano plateatici sia come attività, diciamo come ristoranti, bar, ma anche comunque coloro che svolgono attività di tipo mercatale avranno la gratuità totale, quindi prorogata per un altro mese. Poi successivamente al 50% il canone di occupazione dal 1° di agosto fino al 31 dicembre, quindi per farlo però dobbiamo modificare il nostro regolamento, che non ci permette di inserire al momento delle riduzioni, quindi nella prossima giunta porteremo la modifica al regolamento, poi andremo in consiglio e poi successivamente delibereremo anche questo passaggio. Il termine di pagamento del canone è stato differito ed è stato spostato al 30 di novembre in modo tale da consentire ancora di avere maggior tempo per fare il pagamento. E in memoria di Don Pierluigi Di Piazza, il seminario Carcere ripartire dalla Costituzione, che si è svolto in Sala Iace a Udine. Alla casa circondariale di Udine la capienza è di 80 persone, ma i detenuti sono 140. Hanno risentito in maniera pesante dell'isolamento a causa del Covid e hanno la necessità di assistenza che viene garantita da associazioni di volontariato. Sono riflessioni del garante dei diritti dei detenuti Franco Corleone, intervenuto in Sala Iace al seminario Carcere ripartire dalla Costituzione, nel corso del quale è stato tra l'altro siglato un protocollo d'intesa tra la direzione della casa circondariale, il comune, il garante dei diritti dei detenuti, il CIPIA e l'associazione Icaro. C'è il sovraffollamento che è intollerabile, a Udine 86 posti e 140 presenze rendono la vita impossibile, il progetto di ristrutturazione è creare nuovi spazi utilizzando la sezione ex femminile per farlo diventare un polo formativo di relazioni e di cultura è fondamentale. Dopo il Covid in realtà le uniche attività che sono ripartite sono i colloqui individuali e sentiamo tantissimo la necessità di ricominciare a costruire ponti verso l'esterno. Le persone all'interno del carcere non possono rimanere isolati. L'impegno di tanto volontariato supplisce un po' anche a quelli che sono gli impegni istituzionali e attraverso il loro sforzo, il loro impegno attiva all'interno delle carceri la capacità nel momento in cui finiranno la pena e quindi potranno essere ricondotti realmente poi nel consesso civile per essere integrati. Sono trascorsi 50 anni da quella che è entrata nella storia come la strage di Peteano. Era la sera del 31 maggio 1972, una telefonata anonima riferiva di un'auto, una Fiat 500, crivellata di colpi a Peteano di Savogna di Sonzo, ma era una trappola perché non appena aprirono il cofano motore dell'autoritaria vennero dilaniati da un'esplosione. Morirono così in un attentato poi ricondotto al terrorismo di estrema destra il brigadiere Antonio Ferraro di 31 anni e i carabinieri Donato Poveromo di 33 e Franco Don Giovanni di 20.
23. Assieme a loro rimasero gravemente feriti altri 2 militari, il tenente Angelo Tagliari e il brigadiere Giuseppe Zazzaro. Da quella notte sono passati 50 anni. L'auto imbottita di esplosivo scoppiò alle 23:26. Inizialmente le indagini furono orientate verso la pista della delinquenza comune e portarono sul banco degli accusati 6 goriziani, poi assolti con formula piena. Per la strage furono poi condannati all'ergastolo Vincenzo Vinciguerra, Carlo Cicutini e Ivano Borraccio. Seguirono indagini e processi anche per depistaggio. Una pagina triste nella storia della provincia di Gorizia, una ferita per la nostra comunità, ha scritto il presidente della regione Massimiliano Fedriga sui social, ricordando il 50° anniversario della strage di Peteano. Andiamo a Udine, recupero dell'area ex Bertoli non rimarrà sulla carta. Il progetto originale è stato modificato e esaminato sotto la lente dagli enti preposti che lo hanno promosso. Battute finali per approvare definitivamente il nuovo assetto del recupero dell'area ex Bertoli, dove il cumulo di terra che tanto impensierisce i residenti della zona non costituirebbe alcun pericolo e comunque sarà tolto a breve. Sono cumuli di terra probabilmente derivanti da operazioni per analisi appunto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, ma non sono cumuli contaminati e quindi pericolosi per la cittadinanza. Quindi la variante riguarda proprio il ridare delle destinazioni più attuali alle aree che non sono state completate in quel piano particolareggiato. La delibera di oggi prende atto della conclusione del procedimento di VAS, la valutazione ambientale strategica, quindi abbiamo raccolto tutti i pareri degli enti competenti che hanno valutato migliorativa dal punto di vista anche del profilo appunto ambientale questa proposta di variante. Quello che era previsto nel vecchio piano particolareggiato, quindi una superficie molto ampia per il residenziale, ovviamente è stata diminuita drasticamente, verrà riservata un'area verde, quindi per realizzare un parco da oltre 60.000 metri quadri e diverse aree con destinazione diversa, quindi la parte commerciale, la parte per attività ludico-sportivo, la parte del direzionale. Un dente da latte perso da un bambino preistorico 13.000 anni fa sull'altopiano di Pradis ha permesso ad alcuni studiosi dell'Università di Bologna di stabilire come allora gli uomini si spostassero in quelle zone per cacciare le marmotte. Un piccolo dente da latte può contribuire a cambiare la storia, soprattutto se a perderlo è stato un bambino 13.000 anni fa. Al vivo preistorico di circa 11 o 12 anni il dentino cadde in uno dei ripari delle grotte di Pradis, a Clauzetto, nelle Prealpi friulane. Grazie a quel piccolo dente, oggi gli scienziati hanno capito che il gruppo di cacciatori-raccoglitori a cui apparteneva il bambino si muoveva stagionalmente in quella zona con uno scopo preciso: cacciare marmotte. E questo è il cuore della scoperta, pubblicata su Scientific Reports, la rivista del gruppo Nature, che arriva da un gruppo di ricerca guidato dall'Università di Bologna. Questo piccolo dentino che vedete sul palmo della mia mano, ovviamente replicato in stampa 3D, è stato rinvenuto negli anni 70 presso quelle che venivano chiamate le grotte verdi di Pradis. In questi 2 anni di pandemia ho deciso insieme a alcuni collaboratori di ristudiare e rianalizzare numerosi reperti conservati nei depositi del museo. E questo bambino aveva un'elevata mobilità, cioè tendeva a spostarsi in maniera nomade insieme probabilmente a un gruppo di cacciatori-raccoglitori per cacciare le marmotte che dovevano trovarsi in abbondanza proprio tra le grotte e le valli dell'altopiano di Pradis. Una scena, quella della caccia alle marmotte, già immaginata anni fa da Mauro Cutrona, che la ritrasse in un disegno. Queste tecniche sofisticate ci permettono oggigiorno di avere un incredibile miniera di informazioni da pochissimi grammi di materiale e da meno della metà di un dente come questo, che attualmente rappresenta il più antico sapiens della regione Friuli Venezia Giulia. E per lo sport, l'allenatore Sottile è sempre più vicino all'Udinese. Sembrerebbe che il presidente dell'Ascoli abbia ammesso la partenza di Sottile e con l'Udinese bisogna trovare solo l'accordo sulle contropartite. Si è fatto il nome di Battistella, ma i marchigiani puntano a Gonzalez o Nestorovski. Tra poco tutte le notizie sportive, Sport e FUG. Grazie per l'attenzione e buona serata.